Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. In una recente riunione dell'IPA, l'associazione che riunisce i comuni della Bassa, per ideare progettazioni condivise, il sindaco di Montagnana Giuseppe Mossa ha evidenziato che il settore primario, quello dell'agricoltura, è da qualificare maggiormente ed è quello in cui si identifica soprattutto il territorio del montagnanese. Ed è per questo, per migliorare i prodotti tipici, che si deve irrigare con l'acqua pulita. E quella del Fratta purtroppo non lo è da una vita. Bisogna disinquinarla per produrre agricoltura di qualità e mai come adesso le casse della regione sono vuote. Le intese programmatiche d'area sono uno strumento per andare a identificare quello che può essere una programmazione di stampo di area vasta e quindi individuato il progetto andare a ricercare i soldi. Questo è in parole povere quello che si propone di fare il tavolo delle intese programmatiche d'area, che è uno strumento di stampo regionale. Teniamo presente che questo tavolo è coordinato dalla provincia di Padova, quindi dall'assessore alle attività produttive Mirko Patron, che periodicamente ci riuniamo e quindi in queste riunioni in cui noi sindaci con le associazioni di categoria ci troviamo, andiamo a elaborare quello che è uno dei progetti importanti per la crescita di quest'area, cioè tutta l'area che parte dai Colli Euganei, Conselve, Monselicense, Stense e Montagnanese. Quale di questi progetti è pronto a partire? Allora noi stiamo identificando alcuni progetti importanti, poi a seconda dei contributi sia di stampo europeo che statale che regionale che vengono fuori, siamo pronti per chiedere l'eventuale contributo. Noi stiamo procedendo per quanto riguarda il trasporto ferroviario sia di persone che di cose, per quindi potenziarlo come uno strumento importante per la mobilità della Bassa. E un altro argomento importante che io ho proposto nell'ultimo tavolo IPA e che non ci dobbiamo dimenticare è di cercare di dare una mano a uno dei comparti economici importante del nostro territorio, che è l'agricoltura, non solo economico ma anche di tutela ambientale. Oggi la nostra agricoltura, come tutta l'agricoltura, è in crisi, ma la nostra agricoltura noi la dobbiamo far crescere attraverso progetti importanti che facciano crescere la qualità della merce prodotta. Per far crescere la qualità della merce prodotta quindi bisogna dare uno degli strumenti importanti che a noi in questo momento manca, che è l'acqua di qualità. Oggi siamo costretti a usare per scopi irrigui l'acqua del Fratta Gorzone, che non è il massimo della qualità. Ecco, io ho proposto al tavolo IPA, perseguiamo anche un progetto che vada a rendere l'acqua del Fratta Gorzone di qualità in maniera tale che diamo all'agricoltura uno strumento in più per fare prodotti di qualità. Sì, ma non c'è già un progetto parziale di disinquinamento delle acque del Fratta della regione? Sì, giustamente come dice lei è parziale, noi vogliamo, la proposta è quella di creare il progetto e poi andare in cerca dei finanziamenti per risolvere in maniera definitiva questo problema, non certo in maniera parziale, perché in maniera parziale poi alla fine vediamo che i problemi rimangono, magari meno gravi di prima, ma sempre problemi sono. Adesso non c'è nessuna controindicazione, nessuna ordinanza di divieto di utilizzo delle acque del Gorzone Fratta? Ma noi dipendiamo sempre dalle analisi che periodicamente vengono fatte dall'ARPA. Io come comune ultimamente non ho ricevuto particolari segnalazioni che vanno ad aggravare una situazione che certamente non è rosea.